Euroregione News. No referendum costituzionale. Massimiliano Fedriga, come migliorare senza cambiare la Costituzione? Ma in modo molto semplice. Intanto credo che i veri problemi dei cittadini di questo Paese si risolvono in poco tempo e tramite leggi ordinarie. Quindi le leggi ordinarie possono tagliare gli sprechi della pubblica amministrazione, possono tagliare le prebende che dà il governo ad amici degli amici, possono tagliare i salvataggi delle banche. Tramite leggi ordinarie si può affrontare il problema delle pensioni abolendo la riforma Fornero. Tramite leggi ordinarie si può superare il problema della tassazione andando ad abbassare le tasse con la flat tax, quella che proponiamo. Poi vogliamo andare a rivedere l'assetto istituzionale del Paese, benissimo, ma allora tagliamo veramente i parlamentari e riduciamo per esempio anche il numero di parlamentari alla Camera, esattamente come avevamo fatto noi con la riforma del 2005. Andiamo ad intervenire per dare maggiori poteri e maggiori risorse alle autonomie virtuose, che vuol dire garantire servizi, anche i servizi essenziali ai cittadini, quello alla salute, il diritto al trasporto pubblico, assistenza e servizi sociali. Queste sono le cose che interessano ai cittadini. Non penso che i cittadini non vadano a dormire la notte pensando a CNEL. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.